Seconda corsa, una prova per 4 anni, non vincitori di 18.000 euro nella carriera. È ritirato Camillo Baba, sono in 7 dietro le ali della macchina. 1 Chico De Gleris, 2 Countach, 3 Camelot B, 4 Cesare Augusto DVS, 5 Cupido, 7 Crab Wise AS, 8 Sherry. Giocato favorito in chiusura, Camelot B, numero 3, Manuel Pistone per Afrim Schmidra. Macchina prende velocità e li lascia con lotta tra Chico De Gleris e Countach. I due che se le danno, Camelot B che riprende in mano, insiste Countach all'attacco di Chico De Gleris, il quale prova a mantenere la figura di dentro. Poi Camelot B avanti a Crab Wise AS, quindi Sherry. Ancora Cesare Augusto DVS, alla retroguardia c'è Cupido Griffi. I primi 200 se ne vanno in 14,2 con Countach che insiste e passa nei confronti di Chico De Gleris, il quale decide di lasciare andare l'avversario per evitare uno strappo troppo grande. Countach ora riprende in mano e i 400 se ne vanno in 29,1. Tende a muovere dalla terza posizione allo steccato Camelot B, che anticipa le mosse di Sherry e si porta su Countach, che ha stoppato in maniera drastica il ritmo. E dopo 600 metri in 46 spaccato, Camelot B passa nei confronti di Countach. All'esterno Sherry, rimane così terza la corda Chico De Gleris. In seconda pariglia esterna va Cesare Augusto DVS trascinandosi Cupido Griff il mezzo miglio in 1-1-1 con una frazione in 32. Camelot B è in vantaggio e Sherry è al suo esterno. Quando si va verso il chilometro di gara, il leader prosegue con una lunghezza nei confronti dell'avversaria che è all'esterno, uno 16,8 il primo chilometro di Camelot B. Sherry protesa al largo, allo steccato c'è Countach. In seconda pariglia all'esterno è sempre Cesare Augusto DVS, che però non tiene per il momento la scia di Sherry, anche perché adesso si inizia ad accelerare, 14,5 la retta di là. Camelot B in vantaggio, Sherry che continua con coraggio all'esterno, Countach allo steccato. Poi Chico De Gleris e Cesare Augusto DVS a 200 dalla conclusione. La situazione è cristallizzata con Camelot B che si difende dagli attacchi di Sherry, che ora si fanno intensi. Camelot B è in vantaggio, Sherry che attacca all'esterno, Camelot che prova la difesa, Sherry che insiste al largo, Camelot che ha sempre quel collo da gestire. Camelot B fino in fondo, la tattica era dalla sua e vince nei confronti di Sherry che le ha provate tutte. Al terzo Countach, 29,2 la chiusa, 1,14,9 il ragguaglio cronometrico. Camelot B e Manuel Pistone che lo interpreta in maniera energica nel finale per sostenere gli attacchi di Sherry, anche lei sostenuta a dovere da Antonio Di Nardo. I due però si erano messi in posizioni tattiche diverse, una molto favorevole, l'altra molto sfavorevole. Vince Camelot B, Manuel Pistone, Afrim Schmidra per la scuderia Accademia.